Eder. Mech. Pallister. Continuo a pensare al comportamento del coniuge. Penso che in questi 2 anni e mezzo in molti ci siamo chiesti il perché del suo comportamento. Lo hanno definito un comportamento narcisistico, istrionico, eccetera. Mi va tutto bene, solo non capisco perché in questi 2 anni, iniziando con la scomparsa della moglie e a seguire la morte della moglie, 32 anni di amore e topoline. Un marito debba e voglia inventarsi ogni giorno una storia. Che senso ha? Perché? Che scopo aveva di andare avanti in TV a dire, ritrattare, ridire e avanti così su fatti che aveva creato lui? La fede, per esempio, sul corpo non c'era e questo è un dato di fatto. Ma perché dire poi che è stata presa dai parenti, poi da me, poi dalla polizia, poi la ritrova, poi non si sa? Mi chiedo, perché? Per quale scopo? Stessa cosa con i soldi, li aveva, non li aveva, poi li aveva di nuovo, poi non aveva i soldi per lavarsi. Perché? A quale scopo? Dichiarare sin dall'inizio che era preoccupato, poi non lo era, poi lo era di nuovo e avanti così. Perché? A quale scopo? Dare continue versioni per ogni fatto, aggiungere nuovi particolari a seconda di quello che è meglio in quel momento. Perché? A quale scopo? Si contraddice in continuazione, ci amavamo, 2 lupi solitari, poi pieni di amici, ma non si preoccupa neanche nei giorni della scomparsa, non capisco, si è suicidata ma non capisco. Era strana dopo la morte di sua madre, eccetera, ma perché? A quale scopo? Regalare le cose preziose di sua moglie e parlare subito al passato, perché? Quale era lo scopo? Togliersi la fede dopo pochi giorni, perché? Dice che potrebbe aver fatto male alla moglie e non si preoccupa, perché? Saranno gli inquirenti a dirlo, perché? A quale scopo? Blocchi il numero di telefono di un presunto scocciatore e non lo dici immediatamente agli investigatori, perché? A quale scopo? Non tocchi nulla, ma blocchi i numeri, perché? A quale scopo? La signora che gli scrive dice di aver visto sua moglie e lui risponde ok, perché? A quale scopo? Dichiara che è lui a chiamarmi giù e poi nel corso dei mesi la versione diventa che vado giù con gli occhi rossi e che non era preoccupato perché poteva essere andata a mangiare la pizza, perché? A quale scopo? Prima ritorna a casa e trova i telefoni, poi li trova nel pomeriggio, poi sente solo il mio messaggio eccetera, perché? A quale scopo? Sicuramente sono suggestioni e forse è il suo modo di fare che ci fa meditare. Molte volte però mi fa pensare che il suo comportamento e il suo dire fa distogliere il pensiero dalla ricerca della verità. Perché fa così? A quale scopo? Vuole attirare l'attenzione su di sé? Perché? A quale scopo? Io credo che lui in primis e la famiglia desideri solo la verità per Lilly. Perché allora crearsi dopo pochi giorni un alibi perfetto, perfetto nel vero senso della parola, orari e posti, ma non ricordare dove hai parcheggiato la macchina e poi non voler guardare? O almeno così dice, nelle cose di sua moglie. Persino il cassetto della cucina faceva parte delle cose di sua moglie?
Sapere o scoprire che tua moglie ha un'altra persona a cui pensa, di sicuro fa male, ma dico io, mia moglie sparisce e tu non ti rivolgi a questa persona per capire meglio? Lo conosci oltretutto. Continui a dire saranno gli inquirenti, perché? A quale scopo? E avanti così, perché? Quale è lo scopo?
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.